che anche questa sera sono qui, loro sono sempre disponibili per le attività del nostro circolo e quindi come segretario mi sento di poter dire che abbiamo due eletti che sanno veramente parlare al territorio e non solamente ricercare voti durante la campagna elettorale, ma anche poi riportare quello che è il loro lavoro e il duro compito di opposizione che stanno intraprendendo a livello regionale. Alcune regole del gioco per organizzarci questa sera. Avremo appunto l'esposizione da parte di Franco Bonfante e Roberto Fasoli su quella che è la situazione regionale a livello economico, dopo potremo aprire un dibattito e concludere il tutto non più tardi delle 11. Questa sera stiamo continuando anche la raccolta firme per la campagna Berlusconi dimettiti. Se qualcuno ancora non ha firmato e desidera farlo, può farlo grazie a Renato Giacone, il nostro consigliere comunale Aldo Marco Longo. Ringrazio anche l'altra consigliera comunale del Partito Democratico, Amabile Del Sasso, e se questa sera qualcuno vuole aderire al Partito Democratico, rimanere in contatto con noi, con tutte le attività che il nostro circolo mette a disposizione dei lupatottini, lo può fare iscrivendosi, tesserandosi. Perciò vi auguro una buona serata, cerchiamo di tenere vivo un buon dibattito e siamo qui per fare soprattutto informazione, perché il Partito Democratico non si arrende, continua la sua opposizione in attesa di giorni migliori per l'Italia.